E ora, visto che Eni non capisce l'italiano quando i gestori domandano scheo in P al litro, io domando anche in dialetto, chissà che sia volta buona che arriva un scheo, magari anche a do. Gol dubbio che Gavon sempre sbaglià a scrivere Eni sempre in italiano. E ora, cara Eni, ti domando anche in dialetto, strucca il bottone e dai uno scheo ai tuoi gestori. L'arma è quella dell'ironia, ma la richiesta è tremendamente seria in un momento in cui c'è poco da ridere, soprattutto a guardare i prezzi alla pompa, seppure in lieve calo in questi giorni, ma sempre alle stelle. Armato di carta e penna, Moreno Parina, leader dei gestori di impianto trevigiani, ha così scritto a Eni, la compagnia che da qualche giorno ha introdotto il dialetto in alcuni distributori automatici. Una scelta di marketing precisa, poi replicata in ogni singola regione con il rispettivo idioma. Scrivi il codice sulla tastiera e schiaccia il tasto verde per confermare. Operazione in corso, abbi pazienza. Insomma, chi di dialetto ferisce, di dialetto perisce, e poi, a dirla tutta davvero, Anche se sarebbe stata meglio, il dialetto di ogni provincia, quel de Beun non è proprio come quello di Venezia. al di là dell'ironia per Parina, qualcuno in questi mesi ci sta guadagnando e non sono di certo i gestori. Su 100 euro spesi da un cliente su un distributore, al gestore quando va bene ne rimangono 2 lordi. Questo è il metro di misura che bisogna avere. Da qui l'appello all'inizio di una campagna elettorale che si giocherà parecchio sui temi energetici e dell'inflazione. Serve attenzione quindi per un comparto che fa muovere letteralmente il paese. Al nuovo governo, chiunque sia, chiediamo di avere molta più attenzione per il settore petrolifero, che non è l'ultimo arrivato, che non è composto da una banda di delinquenti, evasori fiscali o altro, perché noi siamo controllati sui litri che vendiamo, sul prezzo che pratichiamo al pubblico, su tutte le varie cose che riguardano l'inquinamento siamo super controllati. Un messaggio forte che Parina all'occorrenza è pronto a tradurre anche in dialetto. Sta attento, tira fuori la carta, metti dentro altri schei o scegli la pompa. Inserisci schei o carte?